Benvenuti nella collina del Cartizze. Sono Gianluca Bisol, 21ª generazione di una famiglia di viticoltori qui a Valdobbiadene dal 1542. Mi trovo nella collina del Cartizze, come potete vedere siamo al livello più alto della viticoltura del Veneto e qui in questa collina si produce la versione più esclusiva, più affascinante di questo grande mondo del Prosecco. Pensate che l'intera area del Prosecco è di circa 30.000 ettari, ma alla collina del Cartizze sono solamente 106 ettari coltivati da 140 famiglie. È proprio qui che la mia famiglia dal 1542 coltiva la parte più alta della vigna del Cartizze. Benvenuti! Sarà un piacere per me farvi visitare le cantine, farvi vedere come produciamo il nostro Prosecco superiore di Valdobbiadene e il Cartizze e condurvi in una degustazione che sicuramente vi lascerà affascinati. Benvenuti! Qui avremo il piacere di accogliervi e di farvi conoscere la nostra produzione. Come vedete alle mie spalle ci sono le varie produzioni di Prosecco. Questi sono i singoli vigneti nella zona di Valdobbiadene, i vigneti più ripidi in assoluto, che per ogni tipologia di terreno hanno una loro caratteristica. Quindi lo stesso vitigno, ma da singoli vigneti, crea un'unicità, un'esperienza intorno al mondo del Prosecco. E poi abbiamo i Geio. Il Geio è una selezione di 3 terreni diversi, sempre in alta collina, sempre col vitigno glera del Prosecco, e quindi una armonia tra i vari incipit che il terreno può dare allo stesso vitigno. E qui siamo nella cantina, dove abbiamo la parte più importante della nostra produzione del vino, ma tutto inizia nel vigneto, come abbiamo detto prima, la nostra storia è nel vigneto e lì abbiamo la vendemmia che è 3 volte in un mese per raccogliere l'uva nel perfetto grado di maturazione. Arriva in cantina in piccole cassette in legno e viene poi separata attraverso un separatore dal raspo dall'acino, e l'acino viene lasciato per tutta la notte a 8 gradi di temperatura per estrarre tutti gli aromi varietali. Il giorno dopo viene pressato in modo soffice, viene separato il mosto che si ottiene in 4 parti diverse e ognuna delle 4 fermentazioni ha una sua tipologia di fermentazione che ha il ruolo di estrarre alcune caratteristiche del vitigno originale. Alla fine mettiamo insieme di nuovo le 4 fermentazioni. Le 4 fermentazioni poi vengono affinate per una decina di mesi e poi alla fine inizia la seconda fermentazione, sempre in acciaio, ma a una temperatura che è intorno ai 12-13 gradi, e questa seconda fermentazione dura 2 mesi, il tempo affinché i lieviti naturalmente trasformino gli zuccheri in gas e alcol e trasformano il vino in uno spumante. A quel punto avremo salvato tutti gli aromi varietali e potremo finalmente mettere in bottiglia il nostro Prosecco superiore. E benvenuti nella cantina storica, nella cantina dove tutto ebbe inizio e dove andremo insieme a degustare i nostri prodotti. Ed è un piacere per me stappare una bottiglia di un Cru, il Crede, che è un singolo vigneto della zona di Valdobbiadene, uno dei vigneti più ripidi in assoluto, la pendenza è estremamente elevata e consente di avere degli aromi straordinari di frutta e di fiori. E quindi brindo a voi per essere venuti a trovarci e per venirci a trovare ancora. Evviva! Vi aspetto numerosi a Valdobbiadene. A presto!